Moreno Teso, ieri, limite dei 2 mandati per svecchiare la politica italiana, con Dario Caprioli che dice: fosse vero, io li ho mandati più di 2 volte, forse quel paese, immagino. E c'è un commento anche sotto una sua foto: via i politici professori, massimo 2 mandati, di Ulisse Borotto, appunto sotto la foto del nostro ospite di oggi. Nel PD in realtà la regola interna sarebbe di 3, giusto? Sì, nel PD salvo le deroghe. Sì, diciamo che nel partito da cui provengo io, nel DS, il PDS è sempre stata di 2 mandati, e poi quando è nato il PD si è decisa questa regola dei 3 mandati, che mi pare una regola che noi in gran parte rispettiamo, che mi pare una regola che garantisca quella capacità di esperienza e rinnovamento, salvo deroghe che non devono superare il 10% per statuto di coloro che vengono nominati. Voglio dire che il presidente Napolitano è stato in Parlamento più di 3 mandati, o altri importanti leader del passato presenti. Però è una regola che mi pare che si cerchi di rispettare, che secondo me è giusto. Prima dicevo della pubblicità che io prevedo. Funziona ancora il meccanismo delle primarie? Secondo me sì, non va perso. È uno strumento di partecipazione, di contatto con le persone, è anche un modo per iniziare prima le campagne elettorali. Io introdurrei qualche elemento di innovazione, farei delle primarie molto più all'americana, cioè forse se lo proporrò nei prossimi giorni, invece di organizzare le primarie in un'unica giornata, bisognerebbe organizzarle in più appuntamenti, come fanno negli Stati Uniti, vari appuntamenti nelle varie settimane nelle varie regioni. Questo darebbe più spazio ai candidati, più spazio ai programmi, sarebbe un'impostazione anche maggiormente federalista, e tutti potrebbero candidarsi, tutti, coloro che naturalmente ritengono di potersi candidare, e veder maturare le posizioni, acquisire consensi o averne di meno anche in un appuntamento che potrebbe durare 3-4 settimane. Gianni, Bersani non vuole dividere a torta con nessuno, lei la capisce come affermazione? Sinceramente è un'affermazione con uno smile finale, anzi con più di qualche smile finale, mi sembra più una battuta che una Pubblicità, 2 minuti, torniamo.